Proseguono a Pordenone le vaccinazioni delle forze dell'ordine e degli operatori della sicurezza. Dopo il personale della polizia del Friuli Occidentale, questa mattina è stato inoculato il vaccino anti-Covid al primo vigile del fuoco della città sul Noncello, nell'ufficio sanitario provinciale della Questura. La somministrazione, che richiederà un paio di giorni per essere completata, riguarda i circa 100 pompieri under 55 del comando pordenonese, dove l'adesione ha toccato i 3/4 dei 180 dipendenti. Operativamente vuol dire garantire continuità nel servizio. Un vigile del fuoco in salute soccorre meglio. Sembra un'affermazione egoistica, in realtà è una condizione importante. Se vogliamo che i cittadini possano essere soccorsi con efficacia, dobbiamo avere operatori altrettanto efficaci nella loro forma fisica. Per noi la vaccinazione costituisce questo ed è importante per garantire un servizio pubblico essenziale. Entro la settimana, annuncia il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, potrebbe essere completata la vaccinazione delle forze di polizia e degli operatori della sicurezza. Già è in corso la vaccinazione presso l'ALSFU della Guardia di Finanza che si concluderà oggi e riguarda appunto sempre gli under 55. I carabinieri che in base alle loro condizioni operative stabiliranno i tempi delle loro vaccinazioni. In settimana l'ASFO provvederà anche a chiudere le vaccinazioni per quanto riguarda la polizia penitenziaria. Io penso che in settimana potremmo essere a buon punto, se non aver concluso, le vaccinazioni delle forze di polizia e del soccorso pubblico.